descrizione del purgatorio e dell'inferno della dottoressa Gloria Polo. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio tornare a parlarvi di questa dottoressa molto nota in Columbia, ma ormai in tutto il mondo, che si chiama Gloria Polo, nota per aver fatto un'esperienza veramente straordinaria, colpita da un fulmine mentre si trovava sotto un ombrello insieme all'adorato nipote che morì sul colpo. La dottoressa ebbe l'esperienza di andare nell'aldilà e di vedere la soglia in qualche modo del paradiso in cui non fu ammessa e successivamente vide il purgatorio e l'inferno. In particolare, ecco, la nostra narrazione si è interrotta nel momento in cui appunto Gloria Polo capisce di essere stata condannata all'inferno e poco prima di precipitare nell'abisso infernale vede suo padre in purgatorio. Scrive la dottoressa nel suo memoriale: giunsi poi ad un pantano dove le persone erano interrate fino al collo e gridavano di vergogna. Compresi che erano anime abbandonatesi in vita al fango delle concupiscenze e dei piaceri. Questo enorme bacino fangoso, orribile e scurissimo, era composto da tutta una serie di liquidi che si erano venuti a formare quando nella vita si erano compiuti degli atti amorosi non santi, cioè degli atti amorosi avvenuti al di fuori della grazia di Dio, soprattutto in rapporti amorosi e relazioni extraconiugali. L'unico atto amoroso santo è infatti quello tra due persone che sono unite in matrimonio indissolubile, nel quale Cristo è presente con la grazia sacramentale nell'unire l'uomo e la donna nel santo vincolo del matrimonio. Che vergogna e che dolore sentivano queste povere anime lì sommerse insieme a coloro con i quali peccarono. Immaginate che grado raggiunse il mio dolore quando vidi lì il mio papà che gridava di vergogna e di dolore. Papà, gli dissi, che ci fai qui? E mio padre, piangendo, figlia mia, l'adulterio, figlia mia, l'adulterio. Mio padre, per quasi tutta la sua vita, fu un uomo adultero, di mentalità molto maschilista e convinto che l'adulterio non fosse un peccato, anzi un diritto. Credeva che stesse salvaguardando il rispetto dovuto a sua moglie, perché continuava a pensarla comunque superiore a tutte le donne che di volta in volta aveva, perché era la sua rispettabile signora, mentre le altre erano le altre, quelle del divertimento. Là però mio padre gridava di dolore e non la pensava più allo stesso modo. Il suo tormento maggiore, in questa dimensione atemporale in cui tutto è presente, era vedere le conseguenze dell'influenza negativa avuta sui suoi figli, che si comportavano esattamente come lui. Ecco che molte persone si erano traviate a causa del cattivo esempio di mio padre. Mio padre gridava e piangeva ogni volta che in mezzo al pantano in cui lo vidi immerso, vidi tutte quelle persone che erano state traviate
dal suo comportamento e che dopo la sua morte continuavano a fare le stesse cose che faceva lui, cioè tradire la propria moglie. Il suo unico refrigerio era la gratitudine nei confronti della mia mamma. Grazie, gli sentii dire, ai 38 anni di preghiera di quella santa donna che Dio mi diede per sposa, mi salvai. Non potei fermarmi con mio papà e continuai la mia discesa fino a una zona pianeggiante. Con mio stupore, giunta in prossimità del suolo, si aprì una voragine nella quale entrai perché non meritavo di stare nemmeno nell'ultimo angolo del purgatorio. Era come un vortice impressionante che mi risucchiava violentemente, come se fosse la bocca di un animale che mi stesse ingurgitando, ed era vivo come ogni cosa lì presente. Non so bene come descrivervela. Entrai in quella voragine viva, precipitando a testa in giù, e gridavo come una pazza, in preda al terrore. Sapevo che se fossi entrata in quel buco non mi sarei fermata nemmeno lì, ma avrei continuato la mia discesa. Scorgevo infatti in fondo alla voragine ulteriore voragine viva, verso la quale mi stavo dirigendo, e da lì non sarei mai più ritornata. Lo stato di morte della mia anima all'amore, nel quale mi trovavo dall'età di 13 anni, cioè da quando omisi di accostarmi alla confessione sacramentale, nonostante commettessi dei peccati mortali, sarebbe divenuto definitivo e avrei dovuto lasciare ogni speranza. Ma proprio mentre vi stavo entrando fui afferrata per i piedi da San Michele Arcangelo. Non lo vidi, ma sapevo che era lui, che frenò la mia caduta e mi avvicinò lentamente al fondo della prima voragine, continuando a tenermi a testa in giù. La luce residua del mio spirito infastidì gli spiriti immondi, somiglianti a larve e sanguisughe, che si trovavano in questo luogo di tenebra. Essi mi si gettarono addosso avvolgendomi completamente per spegnere questo mio barlume di luce. Per darvi in qualche modo un'idea di come io vidi la mia anima, posso dire solo che la vidi totalmente nera. Questa visione fu così terribile che gridai dallo spavento. Inoltre le creature spirituali immonde che si trovavano sia fuori che dentro di me erano tenebra viva, odio vivente, bruciante e divorante. Mi causarono un grande dolore. Qualcuno potrebbe paragonare questo dolore a quello di una bruciatura, ma in realtà esso è di tutt'altra natura. Credo che Dio mi abbia dato la grazia di sentire il dolore da bruciatura proprio per potervi dire che è diverso. In questa tenebra fittissima non riuscii più a percepire l'amore di Dio. Tale percezione non è assolutamente paragonabile però a quella che sperimentai verso la fine della mia vita terrena, quando divenni intimamente atea, pur conservando di facciata alcune pratiche cattoliche con la mia famiglia, perché in terra l'amore di Dio si effonde su di noi continuamente, anche quando noi lo neghiamo. Per questo il dolore che si sperimenta quando si vive nella convinzione che non ci sia alcun Dio amorevole risulta tollerabile. In questo buco ritrovai la mia infantile fede cattolica e scomparve ogni ombra di concezioni atee e materialistiche. Mi ricordai delle anime del purgatorio, di cui avevo molte volte sentito parlare, e allora gridai: «Anime del purgatorio, per favore portatemi via di qui!» Appena terminai la supplica, accadde qualcosa di straziante che mi addolorò moltissimo. Udii il battito di denti, i pianti e i gemiti di un numero sterminato di anime impantanate in quella tenebra di odio.
vidi che erano dei giovani, ma proprio tanto giovani, che protendevano le braccia piangendo e gridando di dolore. Mi resi conto che erano anime suicidatesi in un momento di disperazione e che in questa tenebra temporale carica di odio attendevano che passasse il tempo, che avevano rifiutato di vivere per poi essere sottoposte al giudizio particolare e completo. Capisco che sia improprio parlare di scorrere del tempo in una dimensione priva di esso, ma non so dirlo diversamente. Il loro tormento maggiore era vedere come i genitori o le persone care li stavano piangendo, avvinti dai sensi di colpa per le azioni o le omissioni che avrebbero indotto il loro suicidio. Il dolore di questi cari però non è utile a quelle anime, perché esse hanno bisogno che chi continua a vivere in terra inizi o continui con più forza un cammino di vera conversione, che si facciano opere di carità, che ci si dedichi al servizio delle persone, che si faccia visita agli infermi e tutte le proprie buone opere vengano unite all'offerta di Gesù che egli fa di se stesso al Padre nella celebrazione eucaristica. Il refrigerio della benedizione infatti può giungere a loro esclusivamente attraverso l'Eucaristia, nella quale confluiscono tutte le nostre opere buone e tutte le nostre preghiere. L'Eucaristia non è opera di uomini, ma di Dio, e per essa sono applicati i meriti di Cristo alla salvezza di un'anima purgante che ha perso la possibilità di meritare di uscire da lì. Bisogna allora far celebrare messe per i propri defunti, bisogna lasciare che Dio continui quest'opera di salvezza. Quando vidi queste anime stare in una sofferenza così atroce, che io non credevo di meritare, gridai i miei diritti dicendo: per favore, chi è che sta qui equivocando? Io non ho mai rubato, non ho mai ucciso, non ho mai danneggiato alcuno, anzi, facevo la spesa per i poveri e per i bisognosi, operavo estrazioni di denti gratuite. Infatti, io a molta gente non chiedevo assolutamente nulla per le mie prestazioni di medico, lo facevo perché ero sensibile alla sofferenza della gente. Questo era un talento di Dio che si espresse nonostante la mia malvagità. Trovarmi qui è proprio il colmo, perché con il mio comportamento sulla terra pensavo di star andando diritta in cielo. La mia cecità spirituale mi fece presumere di avere il diritto di esigere quello che io consideravo il giusto corrispettivo delle mie azioni, senza rendermi conto che stavo già ricevendo quello che meritavo. Infatti, compresi in seguito che mentre curavo gratuitamente la bocca della gente, altrettanto gratuitamente infettavo le loro anime con la mia lingua, mettendoli su strade contrarie a quelle di Dio. Continuai a gridare la mia ignoranza. Che ci faccio qui? Fatemi uscire. Ma nessuno rispondeva alle mie richieste disperate di aiuto, e più gridavo, più queste cose orribili e appiccicatemi addosso godevano nel tormentarmi. Giunsi a gridare: sono cattolica, sono cattolica, sono cattolica, per favore, fatemi uscire.